Allora mi do la parola e cerco di sintetizzarvi lo stato dell'arte, soprattutto sulla linea 5.33, 5.3 in particolar modo, che mette assieme competenze trasversali soprattutto sul tema del patrimonio urbano, del patrimonio storico costruito, con un gruppo di lavoro che di fatto è rappresentato in gran parte dall'Università IUA di Venezia, con una collaborazione stretta anche con Unestà Ca' Foscari di Venezia. Il tema di questa linea, in particolar modo, tende a cercare di tenere assieme una dimensione di scale diverse in rapporto alla città e in rapporto al patrimonio storico-culturale in particolar modo. Con una prima parte che di fatto è dedicata a provare a comprendere in che modo la dimensione di uno scenario di adattamento sulla scala locale e quindi anche con attenzioni alla dimensione puntuale e al contributo puntuale di spazi della città e anche di parte del patrimonio storico costruito, il patrimonio culturale in particolar modo, possa in qualche maniera dare uno specifico contributo alla dimensione, alla prospettiva dell'adattamento. Di fatto in questa linea vengono tenute assieme competenze che vanno dal più strettamente quelle più strettamente orientate alla pianificazione territoriale urbanistica, alle competenze nel campo del restauro, nelle competenze nel campo dell'analisi della fisica tecnica ambientale in particolar modo, ma poi anche tutti gli approfondimenti connessi all'analisi petrografica sui materiali storici, in particolar modo connessi all'edilizia storica, e anche alle connessioni con i contenuti, con le componenti, diciamo, della chimica applicata al restauro. E in quest'ultimo aspetto, in particolar modo, ci hanno dato una mano, ci stanno dando una mano importante i colleghi dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Quindi all'interno di questi IVP che di fatto come dire, caratterizzano questa linea, sono la prima linea, il primo VP, che è quello che diciamo di definizione del quadro culturale di riferimento per quello che possiamo definire il futuro piano di adattamento del sistema di Venezia e della città metropolitana. Il secondo VP che è dedicato alla costruzione di specifiche strategie di intervento applicate al patrimonio storico-culturale, e la dimensione soprattutto quindi finale, che in qualche maniera comprende gli aspetti anche della formazione della comunicazione internazionale, che è quella che poi vediamo che ha caratterizzato soprattutto una collaborazione con l'MIT di Boston per un workshop internazionale, ma anche per una serie di attività di comunicazione sugli esiti che attualmente hanno spazio anche alla Biennale di Architettura di Venezia. La prima fase di questo il primo VP di fatto, che è quello dedicato alla costruzione dei quadri di riferimento per lo scenario di adattamento del sistema metropolitano veneziano. Di fatto in questo aspetto, questo VP in particolar modo era articolato in 5 macro obiettivi strategici. Il primo, che è di fatto quello che è stato consolidato in maniera più esplicita in questo primo anno e mezzo di lavoro di fatto, che è legato soprattutto alla costruzione del quadro conoscitivo della governance, perché uno degli obiettivi che ci siamo posti è capire come da tutto il sistema analitico che serve anche alla prospettiva di scenario di cambiamento climatico, come questo poi si agganci nell'operatività soprattutto in rapporto ai sistemi socio-istituzionali, che di fatto hanno in carico poi la definizione sia delle politiche locali e sia degli interventi specifici nel sistema lagunare veneziano e non solo, diciamo, nel sistema metropolitano. Il rapporto poi molto stretto che c'è stato tra il quadro, il modello tridimensionale in particolar modo contenuto nella linea 5.2 che vi ha brevemente presentato il collega Critto poc'anzi, e
gli impatti e la vulnerabilità e soprattutto orientate alla lettura dei rischi sulle varie aree della città e del sistema metropolitano veneziano. Il terzo macro obiettivo era legato soprattutto al rapporto con l'emergenza, perché di fatto una delle domande che ci stiamo cercando di porre è capire come dire, quali elementi sostanziali a quali elementi non si darà completamente risposta in una dimensione di adattamento e soprattutto in che modo il rapporto d'uso futuro anche del sistema MOSE si dovrà interfacciare anche con una dimensione di gestione anche di eventi connessi a una prospettiva emergenziale e come questi in qualche maniera possono essere intercettati dalla dimensione istituzionale. Il quarto obiettivo è di supporto anche alla costruzione di un modello di supporto alle decisioni, in particolar modo, anche per capire in che modo i decisori pubblici possano essere accompagnati alla migliore decisioni dedicate sia in termini di priorità, di tempi, di costi, di investimenti possibili in una prospettiva di adattamento e poi ovviamente una parte dedicata alla costruzione di un processo partecipativo che accompagna il modello decisionale che infatti, specialmente in questo obiettivo, questa parte è stata ovviamente spostata più verso la fine del programma Venezia 2021 per le ovvie ragioni legate anche alle difficoltà di interazione con i sistemi istituzionali nel periodo della pandemia. Le sottoattività di fatto si sono sviluppate in fasi diverse, ricordiamo che la parte dedicata alla costruzione del quadro sul piano di adattamento di Venezia è una parte che è iniziata più recentemente rispetto alle altre linee di progetto e in questa fase, soprattutto con l'aggancio anche alla linea 5.2, si è lavorato alla costruzione di un quadro conoscitivo avanzato, ma soprattutto un quadro conoscitivo avanzato che prova a toccare e interagire con i sistemi istituzionali e i sistemi della governance pubblica operante nel sistema veneziano. Questo sia dal punto di vista del rapporto con le istituzioni di governo locale, in particolar modo i comuni e gli stakeholder coinvolti in questo tipo di processo, il lavoro anche di interfaccia col sistema normativo e di pianificazione locale vigente, il rapporto di questo anche con la definizione e l'analisi di aree critiche, in particolar modo connessi a tutti i fenomeni di flooding, sia derivanti allo scenario di cambiamento, sia legato anche a elementi più connessi alle questioni emergenziali, e poi invece la dimensione in qualche maniera del ruolo dei singoli enti istituzionalmente operanti nell'area e per comprendere e cercare di capire in che modo si possono mettere a sistema tra di loro anche competenze diverse che operano all'interno dello stesso contesto d'ambito. Nel VP 5.3.1.2, che è quello dedicato soprattutto alla costruzione dei quadri della definizione di politiche per l'azione di adattamento, il lavoro che è emerso e sta emergendo soprattutto dalle altre linee di programma sono state utilizzate in questa prima parte anche come base di ragionamento. Ricordiamoci che in questa linea uno degli obiettivi è anche rafforzare il rapporto con le istituzioni pubbliche e con le istituzioni preposte al mantenimento, alla programmazione, alla gestione del sistema lagunare e quindi anche con le azioni che queste possono mettere in campo anche nell'ambito per esempio degli interventi di riqualificazione, gli interventi di costruzione di elementi di strategia puntuale. Noi stiamo guardando soprattutto al rapporto con il patrimonio e con la città costruita alle varie scale, ma con questa dimensione, perché di fatto poi la gran parte delle misure anche di adattamento che ricadano sulla città costruita dovranno interfacciarsi con questa doppia dimensione. Da un lato il rapporto col patrimonio storico-culturale, se lavoriamo soprattutto nella città storica e nel centro storico, e in realtà con la dimensione delle trasformazioni urbane per quanto riguarda le azioni che in qualche maniera ricadranno sul sistema metropolitano veneziano.
veneziano. In questo VP si è lavorato soprattutto alla rilettura di tutti gli strumenti strategici di governo del territorio, per poi arrivare ad una seconda fase che in qualche maniera dovrebbe mettere assieme la dimensione dell'azione istituzionale pubblica con la dimensione dell'intervento dell'azione pubblica sulle strategie e sulle azioni di adattamento specifiche. Cosa significa questo? Significa capire in che modo possa esserci una regia pubblica, come noi auspichiamo in qualche maniera, per tenere assieme la dimensione di pianificazione in carico alle diverse istituzioni locali, ma anche di livello non solo locale, anche di livello nazionale, se pensiamo anche a tutto il lavoro che di fatto anche il provveditorato fa sul sistema lagunare veneziano, e come questi strumenti possano farsi carico delle azioni puntuali di adattamento. Questo è un elemento, in questa prospettiva di questo lavoro, assolutamente fondamentale, perché di fatto poi dall'analisi d'area vasta bisogna riuscire a capire in che modo le trasformazioni puntualmente possano rispondere anche a dare un contributo alla quella che potremmo definire la resilienza complessiva del sistema metropolitano veneziano. Da questo, come dire, ne stanno derivando, come dire, anche le tipologie di intervento possibili che in qualche maniera possono essere accompagnati e essere realizzati e supportati dalle istituzioni locali coinvolte nei processi di gestione del sistema lagunare veneziano. Sono interventi che vanno dalla riqualificazione di sistemi dello spazio pubblico fino ai temi, specialmente se lavoriamo sul sistema metropolitano, i temi della forestazione, i temi anche delle tecnologie drenanti, i temi della calmierazione del calore, con interventi puntuali che lavorano molto in un'interfaccia di rilettura e ridisegno dello spazio pubblico. E poi, come dire, anche in termini, come dire, anche di monitoraggio costante di questi fenomeni. Riuscire ad ascendere a questa scala, noi pensiamo che possa essere un elemento assolutamente fondamentale, perché poi di fatto uno degli obiettivi è quello di riuscire a dare anche un supporto alle decisioni pubbliche perché possono anche essere messi a sistema in termini di efficacia complessiva le singole misure che in qualche maniera le singole istituzioni, a seconda delle specifiche competenze, hanno in carico di realizzare. E poi, come dire, c'è tutto il tema anche dell'integrazione, per esempio, della definizione del rischio, anche sul sistema della pianificazione dell'area vasta. Questo, per esempio, può essere fatto riconnettendo tra di loro strumenti e piani settoriali, per esempio quelli legati alla gestione delle acque superficiali o del reticolo idrografico minore, che in qualche maniera possano trovare una risposta mettendo a sistema tra di loro il tema delle criticità ambientali puntuali con la risposta che gli strumenti, alcuni strumenti anche settoriali, possono in qualche maniera farsi carico anche di contribuire alla specifica risoluzione. Vi accennavo prima un tema fondamentale che rimane, come dire, accompagna questo ragionamento, è anche quello dell'interfaccia con la gestione dell'emergenza. Non tutte le misure che riusciremo a programmare, immaginare che le istituzioni possano programmare, in qualche maniera risolveranno le questioni in termini, come dire, di impatti specialmente localizzati. Allora, come dire, c'è uno dei temi fondamentali, è quello che in questa stesura dello studio che accompagnerà, come dire, dovrebbe essere alla base di un futuro piano di adattamento, di fatto dovranno essere messe in evidenza anche le criticità che non potranno essere risolte da specifiche azioni di adattamento puntuale. E in questo dovrà essere immaginato anche un protocollo di azione specifica che le istituzioni preposte potranno avere per l'intervento nell'ambito emergenziale. E questo è direttamente connesso poi al VP 5314, che è quello della costruzione del modello di supporto alle decisioni pubbliche, in particolar modo, che ha lavorato innanzitutto in questa prima parte del programma alla definizione del rapporto tra le analisi degli impatti e delle misure di adattamento e alla costruzione di pacchetti di indicatori che sono stati elaborati sulla base, come dire, di un riferimento ai modelli già esistenti, sia quelli elaborati da World Bank, quelli elaborate in uso da molte amministrazioni locali, elaborate col patto dei sindaci, anche quelli di derivazione dell'Agenda 2030, quelli del programma Urbes dell'Istat,
poi un'ampia rassegna derivante dalla letteratura scientifica e poi di altri progetti europei che hanno di sperimentazione e ricerca europea che in questi, diciamo, ultimi anni hanno consolidato una serie di indicazioni agli enti locali anche in termini di monitoraggio e di supporto alla decisione. Da una dimensione, diciamo, di carattere urbano, che è quella che ha caratterizzato una parte di questo lavoro, quindi la dimensione soprattutto del rapporto con le strategie di adattamento, con la definizione poi di alleazioni puntuali, il rapporto con la governance pubblica, il rapporto in particolar modo di riuscire a comprendere in che modo si possa favorire un'efficienza nella governance pubblica orientata all'adattamento. C'è tutto il lavoro invece, come dire, di puntuale che sta caratterizzando l'analisi e la ricerca sul patrimonio storico-culturale e il patrimonio storico costruito. Tre i macro obiettivi che di fatto hanno caratterizzato e stanno caratterizzando questo pezzo della linea 5, 5.3, e in particolar modo da un lato anche in questo caso c'è un tema legato al patrimonio e al quadro conoscitivo, soprattutto in rapporto alle stato di conservazione e vulnerabilità dell'architettura, in particolar modo chiaramente dell'architettura storica, anche in rapporto e strettamente in rapporto anche alle variazioni delle condizioni ambientali in pre-funzionamento del MOSE e in prospettiva con la stabilizzazione del funzionamento del MOSE. Il secondo macro obiettivo che di fatto sta caratterizzando questo lavoro riguarda la definizione anche di modelli e processi e anche di materiali innovativi che possono in qualche maniera andare a contribuire a micro soluzioni di adattamento locale rispetto a uno scenario di cambiamento, ovviamente sempre applicati alla dimensione dell'architettura storica nella gran parte dei casi, e poi il tema del sistema di monitoraggio e controllo per capire in che modo le condizioni ambientali varieranno la loro influenza rispetto all'impatto atteso, l'impatto previsto e l'impatto riducibile rispetto al patrimonio storico-culturale. Questo lavoro, come dire, è caratterizzato anche questo da un'esplosione di vari VP che coinvolgono urbanisti, architetti, tecnologi, colleghi che si occupano di restauro, che tendano a mettere assieme dimensioni diverse. C'è una dimensione legata, diciamo, a quella del paesaggio lagunare, che è stata caratterizzata anche dalla costruzione di una sorta di un Atlante sinottico che cerca di comprendere in che modo gli interventi degli ultimi diciamo 5 secoli sulla laguna di Venezia di fatto hanno influito e hanno influito direttamente sul sistema di gestione lagunare, ma anche dei progetti non realizzati, perché ci sono tutta una serie di iniziative, di programmi di trasformazione della gronda lagunare che per esempio alcuni sono stati realizzati, alcuni no, alcuni sono in previsione future. In che modo queste iniziative di trasformazione urbana sulla gronda lagunare influenzeranno la dimensione anche della gestione del sistema lagunare di Venezia? E poi, come dire, anche in una dimensione complessiva di lettura del sistema lagunare, in che modo questo può diventare, come dire, essere riletto anche in una dimensione di bene comune complessivo che tiene assieme la dimensione sostanzialmente della naturalità con la dimensione poi del patrimonio storico costruito. Sugli interventi specifici e sul lavoro di ricerca e analisi che si sta facendo sul patrimonio storico esistono, come dire, varie prospettive che sono in corso di realizzazione. La prima innanzitutto è quella della definizione di una serie di casi pilota, casi studio, selezionati con una serie di criteri, a partire dalla diversa esposizione ai fenomeni delle acque alte, la diversa esposizione agli agenti inquinanti e soprattutto connessa al veicolo di questi attraverso le vie d'acqua, il sistema dei canali veneziani in gran parte, il sistema della laguna in generale, per diversa altimetria dal suolo e soprattutto anche per diverse caratteristiche costruttive dei manufatti. Da questi parametri ne sono emersi, come dire, una serie di luoghi specifici su cui la ricerca si sta concentrando, in particolar modo nella prima fase si è lavorati soprattutto su Palazzo Malipiero, ma ci
ci sono anche altri edifici storici su cui c'è un'attività di concentrazione e di attenzione in tal senso. E poi, come dire, il tema della caratterizzazione in qualche maniera di questi manufatti. In che modo diverse tecnologie costruttive possono rispondere dell'edilizia storica, in gran parte dei casi, possono rispondere, come dire, alle diversi cambiamenti in atto nella laguna di Venezia. E quindi, come dire, c'è un rapporto con, per esempio, con la rilettura delle banche dati storiche, c'è un tema di rilettura delle tecniche costruttive storiche e c'è un tema anche di, come dire, in qualche maniera, di come diversi manufatti collocati in diverse aree della città, pur a analoghe condizioni costruttive, possono dare una risposta diversa rispetto ad alcuni fenomeni, in particolar modo l'umidità di risalita e di risalita capillare come in particolar modo, ma anche altri fenomeni, per esempio la salinizzazione degli intonaci e delle superfici costruite. Quindi poi il lavoro prosegue, come dire, ha proseguito in particolar modo con la caratterizzazione di fatto proprio della chimico-fisica, da un lato prima dei laterizi e delle murature, e poi nella seconda fase anche in particolar modo le superfici ad intonaco, delle superfici caratterizzate da materiali cementizi e delle superfici caratterizzate invece da materiali lapidei. Questo è un lavoro interessante perché ha messo a sistema alcune competenze specifiche sia di UAV in particolar modo, ma anche del gruppo, diciamo, che segue gli aspetti della chimica del restauro, in particolar modo dei colleghi di Ca' Foscari, e soprattutto in rapporto anche al lavoro che fanno i due laboratori principali dello IUA che si occupano di applicazioni al patrimonio storico costruito. Quindi al laboratorio Lama in particolar modo, che si occupa delle superfici storiche e di materiali storici, e poi il laboratorio, diciamo, di sperimentazione invece sui fenomeni fisico-ambientali che in qualche maniera caratterizzano gli edifici storici. Il tema importante è che in questo lavoro di ricerca sono stati messi a sistema anche una serie di soggetti privati, per esempio, che hanno aiutato e stanno aiutando i ricercatori anche alla ricostruzione delle tecniche costruttive storiche specifiche che hanno caratterizzato le varie fasi della costruzione sul sistema lagunare veneziano. Il tema del laboratorio, il tema delle munature, è stato fatto questo lavoro anche in particolar modo della concentrazione termoigrometrica, dicevamo prima il tema del contenuto di umidità e il tema di contenuto anche salino all'interno delle murature, in che modo diversi fenomeni sono influenzati dalle diverse tecniche costruttive in particolar modo. E in particolar modo il lavoro fatto sull'osservazione dei materiali lapidei, che è uno degli elementi che sta caratterizzando questa fase della ricerca, che riguarda soprattutto gli elementi di vulnerabilità del patrimonio ovviamente alla scala architettonica. Per poi, come dire, anche la definizione di messa a punto di modelli e processi e tecniche di intervento per la manutenzione, perché poi uno dei temi fondamentali diciamo sempre questo processo che tenderà a tenere assieme la dimensione dell'intervento pubblico anche in termini di indirizzo sulle tecniche, pensiamo a tutti i temi anche legati al rapporto per esempio con le sovrintendenze, il tema della manutenzione del patrimonio storico, e come le tecniche in qualche maniera possono contribuire al miglioramento, come dire, degli interventi di risanamento e gli interventi di restauro. Ovviamente in uno scenario, come dire, di cambiamento globale in atto, in uno scenario, come dire, che tiene in considerazione la presenza e il funzionamento del sistema MOSO. E poi, come dire, l'altro elemento, l'altra linea in particolar modo riguarda il tema del monitoraggio. Il monitoraggio in particolar modo con la definizione di una serie di set di indicatori che mettono in evidenza il tema della conservazione degli elementi del patrimonio, in particolar modo con accezione e attenzione alle forme di degrado, alle alterazioni correlate ai processi di risalita capillare, le inondazioni e gli allagamenti generati dalle
le maree eccezionali o, come dire, ordinarie, e poi in generale a tutti i temi dell'esposizione fisico-chimica dell'atmosfera, all'atmosfera della città, di fatto. All'interno di questo una serie di protocolli di monitoraggio di fatto saranno uno degli esiti di questa linea di ricerca, che in particolar modo darà strumenti e indicazioni per procedere su una serie di applicazioni su casi reali che sono stati utilizzati. E poi invece l'ultimo aspetto riguarda, come dire, anche proprio la chiusura del tema della gestione del monitoraggio, anche per comprendere di fatto, per esempio, in che modo sia possibile valutare rischi anche utilizzando come dire, tecniche di rilievo storico e tecniche anche di lettura degli archivi storici, che in qualche maniera possano essere, come dire, accompagnarsi alle tecnologie invece costruttive o alla sperimentazione sulle tecnologie costruttive storiche, che di fatto devono essere, come dire, riprodotte e integrate da elementi di innovazione che permettano di ridurre gli impatti specifici sulle aree. L'ultima area riguarda, come dire, quello che vi dicevo prima, l'ultimo VP, che è di fatto connesso ai temi della comunicazione internazionale, un VP che di fatto è stato caratterizzato dall'organizzazione di un workshop internazionale 1 anno e mezzo fa, ma che sta proseguendo con una serie di attività a distanza e in presenza. Questo è un VP coordinato dalla collega Laura Fregolent, che ha avuto come esiti importanti, al di là dell'attività didattica internazionale con gli studenti dell'MIT di Boston, il tema anche del racconto, come dire, la narrazione dei temi della resilienza, e con un'esposizione con risultati prima parte delle iniziative realizzate in questi anni, esposto attualmente alla Biennale di Venezia nella sezione speciale dedicata alla città di Venezia. Io mi fermerei qui, se ci sono